A tutti, buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di giovedì 14 agosto, prima corsa riservata agli allievi, 5 al via, Friulano Jet, Formidabile CAF, Fabian Mail, Fender Black e Flame AD, che si contendono il pronostico, gli ultimi due appunto, Fender Black e Flame AD contro Formidabile CAF. Macchina che accelera, Formidabile lento al via, sono veloci invece Fabian Mail, con all'esterno Fender Black e poi Flame AD che si cerca di sistemarsi in corda, cosa che cerca di fare anche Fender Black, perché evidentemente Fabian Mail intende correre davanti, poi non riesce a trovare la corda, però Fender Black non semplicissimo da governare in curva. 14-6 intanto il lancio, rimane all'esterno Fender Black, Flame AD serra sotto, poi Formidabile CAF e Friulano Jet a seguire, 400 iniziali che se ne vanno in 29-7 con Fender Black all'esterno. Continua a guidare Fabian Mail su Flame AD, Fender Black si è adeguato, ora anche Formidabile CAF potrebbe spostare per non rimanere chiuso. Sono appena 5 cavalli del resto, intanto momento di incertezza forse da parte di Flame AD che si riprende al volo. Continua a guidare comunque ora a ritmo molto tranquillo, 1-1-6 con un 31-9 di secondo quarto. Fabian Mail, mentre all'esterno Fender Black appare un po' in difficoltà sulla penultima curva e retrocede in coda. Flame AD invece è in scia al battistrada, terza posizione per Formidabile CAF, poi Friulano Jet è scivolato in coda, come detto, Fender Black, chilometro che se n'è andato in 1.17.9, 500 alla conclusione. Si risolverà tutto in una volatona, ora c'è la mossa di Formidabile CAF che stana Flame AD che sposta a 400 dalla conclusione, va sul battistrada Fabian Mail e se ne sbarazza già i 250 conclusivi per passare in vantaggio. Flame AD inseguito da Formidabile CAF, Flame AD in vantaggio, ultimi 120 metri di gara con Flame AD che si allunga bene allo steccato e nel finale controlla tutti i tentativi di Formidabile CAF. Primo piano dunque per Flame AD, Denis Trinca in sediola, il ritorno alla vittoria per Flame AD che segue tutta strada il battistrada Fabian Mail per poi passare sulla curva conclusiva e staccare controllando il comunque buon finale di Formidabile CAF che può essere secondo. La vittoria per Flame AD, Denis Trinca, Mattia Ricci al training per conto del signor Simone Tenchini.